mi voglio vedere il vestitino di Achille Lauro. Quello che sei di Achille Lauro, cioè quello delle navi? È quello che volevo dire, no? Questo hanno trovato una fantasia ineguagliabile. Per tutti i nomi va a evocare Achille Lauro. Non so. Mi pare un poco strano, perché da quel che ho visto così, saltabeccando di qua e di là nelle varie trasmissioni, mi pare che questo si veste come una checca impazzita. Vuoi fare David Bowie? Vuoi fare David Bowie degli altri? E chi che sono? David Bowie, quel che cantava una volta, quel bel fio con l'occhio di un colore diverso dall'altro. Bel fio. Beh, insomma, lasciamo perdere queste cose che fa parte della sua vita privata, no? Ecco. Come privata? L'ha messa in pubblico, non è privata. Vabbè, ma questo lo dice, ma insomma, questo Achille Lauro il vuole invitare David Bowie. Ma lui dice di no, dice che c'è meglio. Lui dice che è meglio David Bowie o è lo stesso medesimo con tutti quei ricami che ha sulla faccia, con tutto quel modo di vestire? Beh, io non so quanto che cosa uno dei suoi vestitini, però penso che fatti da un artista, ecco, non so, comprare i mercatini del Countdown. Cos'è questa roba? Questa roba? I mercatini inglesi dove si comprava la roba usata. O mi ricordo solamente della cosa là, come si chiama lo Portobello, mi ricordo, mi? Beh, comunque, sai cosa che ti dico? Che stasera ti sento bene. Ti sento come dire che te sei più presente di solito, te sei un pochetto un po' così, un poco più assente, che te va con i tuoi pensieri. Te sono meno presente di solito. Dei momenti che penso che non ti serve niente la comunità, eh? Posso dire questa cosa perché tanto chi te sa che mi te voglio bene, no? Ecco, perché ti sempre preferito. Visito che sono il paziente numero 1, sono ancora là e che ho dato una mappa, un sacco di robe. Vi sono testimonial nel posto, scarsito, senza di me, già visto la prova del loro successo, non stia scherzare, non direi capire bene come che si faccenda. Ma vade. Per fargli un piacere, no? Perché gli ho bisogno. Ciò dopo se è vero che quando ti sviluppi per dipendenza, sei difficile che non ti avvisi senza sostituirla con un'altra dipendenza. E mi ho scelto dipendenza della comunità e ora mi piace, stai in mezzo agli operatori, ti do una mano all'accoglienza, ti do qualche consiglio, lavo per terra, faccio quello che c'è da fare sulla comunità, perché adesso mi sento molto assorbita, insomma, dalla comunità. Ma mi sono un grande successo di quella comunità, sono il paziente numero 1, se 34 anni che sono là dentro. Il paziente numero 1 te fossi così ti mi dici, ma c'è una roba che ti cade dotto dei tipi soldi o che c'è la possibilità che qualcuno conferma? No, 024, 30 operatori, secondo te come sarà? Secondo me va da Io che si arriva un po' di gente perché ho detto, beh, se sei andata Barracuda a Bocca Medio, caro. È stato così? Ma allora così chi te chiamassi? Barracuda te chiamavi? Barracuda mi chiamava. Barracuda te chiamavi, come quei brutti pesci grandi che fa fuori le carni bran a bran. So, dopo un paio di anni che te fermo, dice che te una faccia proprio bella, capito? Ah, allora ho capito. Soprattutto se te fai una vita faticosa, come che insomma abbiamo fatto noi altri, perché non sei che trovavamo qualcosa sul comodì, capito? O qualche tocco da 50, qualcosa insomma che poteva aiutarti a risolvere la giornata, dovevo guadagnarsi tutto duramente con autoradio. Dopo si è passata altre questioni purtroppo e dopo per fortuna va che sono stoppato e ora mi era toccato in comunità perché ormai non mi potevo più. Ma questo lo so, guarda, lo so bene perché
Perché te conosci, te conosci, perché se delle cose che ancora sono un po' oscure per me della tua vita, non ho ben capito le cose che te sei dipendente di questa comunità, ti mi dici che ti sei dipendente, che... allora è perché ti vuoi tanto bene a tutta questa gente che ti sta intorno? Ma se è complicato, con te sei dipendente, non è solo una questione di amore, c'è anche una questione di come si può dire, sinergia, ti diventi corpo unico con che aroma ha, capito? Quindi senza che aroma ha, te si mungo, ben po'. te si orfano, Oh, va bene. senti, ti registri sempre la mancanza. Ho capito, Ecco, ho capito. allora, mi per carità, adesso ti dico una dritta, ti dico un segreto. Dimmi. Ma tutta la nostra società si è basata sulla dipendenza, tutta. E il femmine, quella della volta, erano dipendenti dalla messa, non poteva perdere la messa, se ne diventava amante. Ma c'era una dipendenza anche quella. Dopo che c'è dipendenza dalla sigaretta, dipendenza dal lavoro, dipendenza dall'innamorato, dall'innamorata, dipendenza dalla macchina, che c'è gente che lava la macchina 3 volte a settimana. Ma guarda che te son C'è la dipendenza. Ma guarda che ti son filosofo questa sera, Ah no, sempre un attimo per ridimensionare a me dipendenza. Ah, se per ridimensionare la tua dipendenza, mi pare che ti te slarghi tanto con questo discorso qua, ti desidero fare praticamente filosofia, di questa cosa, mi pare complicato. Comunque sono contenta per te perché così ti dà una motivazione che è valida, no? Meglio essere dipendente dalla comunità che essere dipendente da altro, cosa che te pensi ti, no? Sì, mi organizzo meglio per la prossima vita, però intanto non è così. Sa che ti capi parlare di avere un'altra vita, è una cosa molto bella che ti fa onore, perché vuol dire che ti pensi a una trascendenza, no? Ma no, non sei tanto questo, che ho bisogno di spazio, no? Esa è l'unica maniera per pensare un po' di spazio, cioè quello di pensare che non sei che finito il tempo e sei chiuso qua, capito? No, non sei così, magari anche se altre possibilità. Siccome non sappiamo niente, se questa è la convinzione, ora potremmo anche usare dei pensieri un pochetto salvavita, come no? Ho capito. Mi non dico adesso parlare di Dio, paradiso, inferno, non andaria sul dettaglio, ecco. Però se dopo si dice che è vero, che niente si crea e niente si distrugge, ma tutto si trasforma, e ora bisogna che guardiamo quello che succederà. Oh, beh, se devo dire la verità che è vero, è che nulla si crea, nulla si distrugge, si trasformi. Basta che mi te guardi ti si veramente trasformare, veramente, posso dire. Trasformare, trasformare come minimo 2 volte, forse in K3, forse in K4, perché veramente ti ha fatto dei grandi cambiamenti, in bene e in male, non sempre in bene, non sempre in male, in bene e in male. E va bene, se questo ti fa star bene, va bene, se questo ti fa star bene, va bene, l'importante è che ti stai bene e che non ti mi vadi a fare delle cose strane che ti potrebbero far male. Ma dove hai avuto che vaga, che ai 7:30 mi tocca star solo dentro in comunità. Vabbè, se te Non c'è spazio per fare manchevolezze. E dopo ti dico, se anche cambiare l'ambiente, non conosco più nessuno, conosco solo che brava gente adesso. Quindi la roba che rischio di più è di annoiarmi a morte, ma no, che mi succedano mancamenti. Cioè, dopo magari i grassi poi create dei problemi, come anche il glucosio nel sangue, una fila di robe, però non i grassi come sostanza. Pensavo che ti dicessi i grassi, le persone grasse. Pensavo che ti avessi qualche problema con le persone grasse. Nemici interni, parlo dei nemici interni. Ho capito. Aspetta un attimo.